La soglia d'attenzione di una persona è di massimo 45. Antico spirito sombras, parenchi Sì, anch'io ci sono venuto 50.000 volte. Chissà quanti di sardi non sanno neanche. No, vabbè. Ma no, ma io dico della mia famiglia che a Cagliari, non so quanti la conoscono bene. Ma noi prima dove eravamo, scusa? Aspetta, la fabbrica Dove ci sono quelle... No, di là giù tu. ogni cosa tu. Arcanos libros in domo, sento le parole tue. Vecchi, dai. La balza dell'archeologia in tutta Italia, la scelta è quella. Ci sono delle aree particolari dove, vi faccio un esempio, c'è un arco. Nel 75 hanno trovato, solo nel 75, ancora adesso io sono andata un po' di anni fa e stanno ancora, ce ne sono. Vabbè, di sicuro. Anche se non è più casa mia, sento le tue melodie. Ti quiero donare sus amores. Ti quiero brindare. Estamos esa vida mía. Abbiamo anche, vabbè, esatto, appunto ci vanno tutte le parti della vita, quello che non sta e anche i prodotti che usiamo che non sono in nostra produzione, cerchiamo di trovare comunque produttori di zona più vicino possibile a noi, in modo tale da comunque lavorare insieme al territorio. Chilometro zero. Esatto, qui sì, importante per tutti, ma fondamentale nel biologico, nel biointegrale, l'anticipare dei rigorosamente in passata. Anche a me. Quello dove si lavora prima. Perché l'altra è un'azione spontanea, senza e non so. Però nel caso delle altre si fa comunque una selezione per tutto sta possibile una selezione quindi per i limiti è nel tempo quale si vuole e deve essere comunque possiamo organizzare queste cose. No, perché noi non possiamo, soprattutto con la passione.
Questa è la macchina per digerire. La vorrei era quella dove si faceva da mangiare. Stavolta si sta Vengono poi fritte o fatte al forno, non so cosa le abbiamo fritte, le olive e poi vi porterò anche il formaggio. Formaggio di cinghiale. Ah, la cinghiale. Oh, finalmente. Perché è un altro che non è normale, se no. Grasso ai Meric. Sono tra i più bravi del mondo. La parola è proprio antropomorfo vuol dire vivo di raffigurazione umana. Quindi in questo periodo veniva data semplicemente la forma ogivale e la forma biblica. Questo circa 800 statue del capitolo nostro sul mondo che è molto particolare. Di questa e poi gli AIM di quant'altro. Allora, questa è una datazione. Tonino, lei. Diciamo che era anche Aquentarnos pitos en días de alegría y te prenda y te maía gozan de altos deseos. Aquentarnos frade de esa terra mía y no es nostalgia ma in pace in amistad aquentarnos mama pazienza e soledad. La preparazione dell'acqua colorata richiede tanto tempo. Ponemi la che canta dintra mie, brucia che ferida e suona dintra mie, a che t'hanno scoromeo, se si schiffi la corazzata, era affidata l'unica affidata Aquentarnos babumeu in calisicias locucias indianos bellas noas tacaleco e terra oqueru Aquentarnos anima y sposa mia Ite fortuna, ite Maria, seguimos Vanessa bene già quest'ora. a cantarnos melodia che passa dintra me. Ma questo è solo l'inizio, Vedi com'era nuovo. Le Però in 2 giorni si sono già ben inserite. Sì, ma è molta prima, se no non vedevamo. 2 sono qua, che sono mamma, Vittoria e Fulvia, chiamatele tranquillamente zie. Sì. Così ci sono le prove, Che mettono acqua a sufficienza, ancora di più. E Imperia, quelle che fanno Metti tutto dentro. Ecco, brava, così. Ah, ma quello lì è già attrezzo moderno, noi facevamo il sushi vivo.
Così va bene? Anche l'occhio vuole la sua parte. Il tuo marchio, per favore. I miei sono i più belli. L'insegnamento di nonna. Sempre nonna. Siamo a casa del nonna, d'altronde. Sapete che per la pasta, insomma, avete capito abbastanza. E quindi praticamente gli ho fatto una piega, quindi l'ho sollevato gli altri decimi che usava proprio l'esatriano. L'altro invece è il ripieno dei crugione all'orgastrina e quindi lì abbiamo patate, l'olio E adesso questo. ok, perfetto. Poi questo lì non li faccio io, o se ne vuoi prendere adesso. Ma noi abbiamo sì, un po' il rosso, così E basta. Poi adesso posso vedere chiaramente la spalla Dritto con la schiena. ne dobbiamo fare degli altri, no? Sì, la prova è L'ultima prova è andata bene. la prima prova è stata superata, Sì, sì, ve lo ripeto tranquillamente. No, gliel'ho detto io. Mi fa paura con ste manone grosse. Ecco perché faccio i ravioli grossi, guarda qua. Ma si direbbe che sanno, Mani da chirurgo. Poi c'ho un cognome e frigavo. sai cosa significa? Ah no, con carta bassa meglio. Questa è... Siamo pronti. Sì, questo l'ho detto. Prego. Così. Dovete evitare di coprire il bordo. Dopodiché lo piegate così. Iniziate col pizzicare in basso. Ok? Dopodiché dovete praticamente destra, sinistra, destra, È una breccia. destra, sinistra. Sì, però adesso Francesca, queste Così trovate. Riprendi. Faccio provare. Io li provo ad assaggiare. Voglio vedere. Abbiamo fatti sui continenti. Siamo messi in Vedi? Allora, È stata brava. Spero che sia Principalmente qua i pani fatto noi ad uso quotidiano, ma era un pane che veniva fatto per vari un mese. Quindi lo portavano via in campagne, pastori, per le varie cose. E noi portavano anche il prossimo. Chiaro, mi riferivo proprio a quello, se lo portavano dietro dentro per diventare croccante. Ok, con l'artigiano del gelato che dopo ci farà. Visto. cosa ha fatto? Dato che non era male, non voleva il suo collo. Ma allora è... Non sorbetto, non granita. Questo è molto molto importante. Cosa è successo? Cosa è successo effettivamente? Lo scambio che c'era tra i regnati spagnoli delle città con i capallanti e i commercianti barbaricini del gelato. Ok, e questa è una cosa molto importante. Mi interessa che dalla Spagna arriva questo gelato che si chiama Spagna. Quindi le maestranze locali hanno imparato elementi particolari, il ghiaccio e il sale. Cosa fanno il ghiaccio e il sale? È lo stesso procedimento dei macchinari che fanno il gelato nelle gelaterie, cioè mandano più velocemente a basse temperature e le tengono squette. Ripreso.
Sale, squaglia il ghiaccio e abbassa la temperatura. Arriva fino a meno 23 gradi. Bellissimo. Certo che è una cosa incredibile, Guarda come lo meglio bagno, guarda come diventa bianco subito, vedi? Quello è come sta come ghiacciato. Se non ci mette dentro la macchina. Lo guardavo quando c'era la festa della Madonna. Insomma, tanti assunti, però la fase principale era il fatto che poi incomincia si sa si chiama che non sono infatti il nome è uno di questi ma nei cementi no vabbè io sto facendo piano per fare un po' c'è ancora c'è ancora quella signora ma adesso di Arizzo ce ne sono 3 Giuseppe però ce ne sono mio nipote è aperto. Non guardi il particolare. No, no. Bronzo è la scorta. Di per sé misura il secondo tipo di campana che dobbiamo ottenere. Questa campana. Quello bisogna intervenire sulla bocca. Questi colpi che si vedono dati qua non sono casuali, non sono di fibra campanacci, sono proprio le chiavi dell'improvviso, proprio il suono che è del campanaccio. Allora l'architetto, in questo caso Marco e l'osservatore, riescono proprio a sprigionare una gioia immensa come la voce del campanaccio. Sono riuscito a dare questo. Ma viene all'improvviso dopo tanti anni di ascolti, di dialogo col pastore, quindi dopo tanti anni riesce a comunque i suoni devono stare in testa, quindi non è un lavoro che sta regolando, magari fare un passaggio che si è imparato che prima con te, no, non funziona così, devi stare qui fino a quando i suoni non entrano qui, vengono memorizzati e poi sei in grado di replicarli con la mano.
ancora Apertura del caldo, crogione. Questa è un'operazione che va ripetuta ogni volta. Sembra un parto, vedi, vogliono uscire. Eccoli il cappellino da beva, dove l'avevo messo. Sti cappellini. Sono nati i campanacci. Sono entrati ferrosi e poi l'8 li ha ricoperti. No, ma quello non... Quello che Guarda che altrimenti veniamo scuri. Tutti da questa parte qua. Anche la lavorazione. Centra il tempo. Centra il per noi il torno è quello. ecco, ma non con le noci. Ah sì, con le noci e non solo sì. Ah, ecco. E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo e una lettera anziché risalire vera di a notte epoche molto remote, come la maggior parte dei reperti in Sardegna, che insomma sono quelli tragici, sono quelli giganti, sono speciali, in poi questo caso si scuri tratta di reperti e riconducibili accuse al 700 e all'800, senza dico buonco, veramente intorno, ma che nessuno appunto più scossare, e ora viaggi che su o sei perduto questa è stata chiusa prima. Dopodiché non è più venuto, c'è un video, col se avete tuo modo di vedere sul sito ordine della Sardegna Cultura, discreto alla voce Gualchiera dentro il cuore, l'ultimo di Gualchiera è Francesco Zeta, ha detto che proprio parla della sua, ma cioè dove del fatto che lui lavorava qui, che però non Dov'è viene più nessuno a il chiedere tuo del suo lavoro e quindi chiude il battesimo. E lì si vede anche lui con la zappa. ma dove è finito il tuo amore? Grazie al cielo ho una bocca per bere e non è facile. Volente, sì. Grazie a te ho una barca da scrivere. Qui, ripeto, i mulini c'erano ma perché c'era l'acqua, erano degli ambulanti che giravano con i muri e loro E si un preoccupavano male. All'hotel Il pane fanno Supramonte girare la macchina. dove ho visto Adesso non ho messo la macchina. Sì, adesso andiamo a vedere. La ruota è bellissima sul tuo corpo perché è proprio sempre stata lì. dolce che fai E qui, allora, e di questo passerà anche questa stazione senza fermare. E l'acqua non viene. Passerà questa pioggia sottile come però qui passa Marcello il cognome, si chiama una famiglia proprio storica. Sì, ma come si chiamava invece quel mestiere lì che diceva? Gualchieraio. ma dove No, quello della... Ah, zillonarzo. Dov'è il Zillone. tuo Zillone vuol dire striscia di erbacce, quindi forse in origine portavano solo erbacce, Ma però dove? poi divennero ambulanti, portavano È in giro finito tutte, anche le mercanzie di Gavoi, comprese i tamburi, insomma tutte le cose che loro... in tutta la e ora Sardegna. siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. 800 anni di solitudine. Ci facciamo la Ora fotografia. il tempo è un signore distratto e un bambino che dorme. Quanti Ma assenti? se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano.
se sono caduto, deve lavorare la punta. se sono Metà. lontano, Adesso questa gamba gira subito. perché domani sarà un giorno lungo e senza parole, perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole. Anche Pulsini Non c'è. avermi Ma niente. dov'è il tuo amore? Canonicamente presente nei Ma dov'è è finito il tuo amore? Pregevole locali appunto delle Bambini e donne. Ho passato di tempo sul vecchio palazzo del comune. Si passa a qualcosa di più. Avete visto un po' qui? Poi ti mando la foto. Ma le guide! Fare come quello che si mangia. Quanto Ricordati di mettere un vasetto di chiudere nel frigo una volta aperto. Un bucciaccia. Pinocchio Sciola era nato nel 1942 qua a San Sperando da una famiglia di contadini e questo è stato fondamentale per il suo approccio a 7 anni. L'opera si chiama Pietrino. Non ce ne sono. Adesso sentirete il suono dell'acqua. Al mare all'interno, quindi microrganismi, alghe, i cristalli del
siamo presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. È la stessa, no? Cioè, non è inserita. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del Bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Vuole essere una rosa dei venti. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.